Buongiorno, benvenuti al TG Vespucci, edizione Mio Amico Canale. Stiamo registrando dalla scuola Amerigo Vespucci e noi siamo la classe quinta. Ci troviamo a Porte Grandi, una piccola frazione del comune di Quartaraltino, in provincia di Venezia. Porte Grandi, in passato, era chiamato conca o vaso. Le porte, cioè le paratoie, avevano la funzione di aprire e chiudere l'invaso, cioè di far passare l'acqua dal vecchio alveo del fiume Sile al canale Taglio del Sile e viceversa. Furono costruite fra il 1682 e il 1684, da qui il nome Porte Grandi. A Porte Grandi ci sono stati degli interventi di bonifica perché era una zona molto paludosa. Ma nonostante tutto c'è stata un'alluvione nel 1966 che ha fatto esondare il fiume Sile, allagando tutta Porte Grandi. Ora ascoltiamo una testimonianza diretta da una persona che ha vissuto la tragedia. Questo è il diario della signora Gabriella Gatto, mia nonna, che ha vissuto la tragedia dell'alluvione nel 1966 qui a Porte Grandi. Ecco, adesso vi leggerò alcune pagine del suo diario. 5 dell'11 del 1966. Andiamo via tutti. Carla è abbastanza tranquilla, sembra non risentire di tutta questa tensione, solo vuole dormire a letto con me. Mia nonna non ha potuto più scrivere il diario. Queste sono le uniche pagine del 1966 che raccontano l'alluvione qui a Porte Grandi. L'alluvione gli ha impedito di scrivere il diario. Buongiorno, lei è il signor? Io mi chiamo Andrea. Dove ci troviamo? Ci troviamo presso l'idrovora di Carmason a Quarto d'Altino. Vive qui o ci lavora solamente? Ci lavoro solamente. Da quanti anni fa questo lavoro qui? Sono quasi 30 anni. Quante pompe ci sono in questo impianto? All'interno dell'impianto ci sono 5 pompe ed esternamente altre 2. Perché è stata costruita quest'idrovora? L'idrovora è stata costruita per difendere il territorio dalle inondazioni. Da quanto tempo c'è questo impianto? L'impianto è stato costruito nel 1933. Come funziona questo impianto? Funziona come un impianto di sollevamento, ovvero, essendo il nostro territorio un territorio di bonifica, giornalmente vengono attivate in maniera automatica delle pompe che sollevano l'acqua e la immettono nel fiume Zero, che poi scarica in mare. Come si chiama questo canale? Allora, l'impianto idrovoro è a servizio di 2 canali, il canale Carmason, che proviene dal centro di Quarto d'Altino, e il collettore Acque Basse Carmason, che invece viene dalla zona delle Crete. Ogni quanto viene fatta la manutenzione del canale? La manutenzione dei canali viene fatta 2 o 3 volte all'anno per quanto riguarda lo sfalcio delle sponde, mentre per i fondi solitamente si riesce ad evitare uno sfalcio, quindi un paio di volte all'anno viene tolta anche la vegetazione che cresce sul fondo. Ringraziamo Andrea e passiamo la linea ai nostri colleghi. Buongiorno a tutti, siamo qui in collegamento vicino al canale Zero. Sento una voce. Forse è il canale, proviamo a fare un'intervista. Ciao canale, come stai? Ciao, sono molto triste. Perché? In questo periodo mi sento un po' affaticato. Spiegami. Perché nel mio fondale ci sono troppe piante che impediscono alla mia acqua di scorrere regolarmente. E cosa ti aiuterebbe? Una bella manutenzione. Puoi spiegarmi cos'è? La manutenzione vorrebbe a dire che delle persone venissero a controllarmi e pulirmi, levando le braccia dalle mie sponde. Ok, adesso ho capito. E l'ultima domanda è, ma come ti chiami? Mi sembra Colle. Non me lo ricordo, mi aiuti? Ok, potresti chiamarti Canal Chacoon. Che bello! Da qui è tutto, un saluto dalla vostra inviata Gaia e dal Canal Chacoon.